Bene, buonasera a tutti e saluti. Buonasera, you're welcome. Sì, no, in italiano, prometto, almeno all'inizio, permettetemi. No, è davvero un piacere. Io chiederei, però adesso non lo faccio per retorica, però chiederei davvero un applauso a questi ragazzi qui che sono qua, a quelli che sono in prima fila, come patto per l'autonomia, perché è un piacere stasera, credo che abbiamo imparato tanto da loro non è la prima volta che ospitiamo l'EFA Giovani da noi, è sempre un onore, però ogni volta è arricchente. Io ringrazio anche Gabriele, che oltre che far parte del direttivo dell'EFA Giovani, fa parte anche del direttivo regionale del Patto per l'Autonomia e quindi il lavoro che sta facendo all'interno dell'EFA è prezioso per tutti noi, lo sta facendo assieme a Roberto nell'EFA Senior, diciamo così, no? Meno giovani, però insomma l'appartenenza del patto all'European Free Alliance per noi è fondamentale e credo che stasera si sia anche dimostrato il perché. Allora, ci sarebbero tantissime cose da dire, io proverò a dirne alcune perché appunto, come diceva Gabriele, il tempo non ci aiuta. Però credo, prima cosa, che stasera abbiamo avuto la dimostrazione di cosa può essere l'Europa, no? E questa qui che è uscita stasera e le voci di questi ragazzi giovani è l'idea di quello che può essere davvero l'Europa. Ed è il motivo per cui noi continuiamo a essere fortemente europeisti e chi è autonomista come noi non può che essere fortemente europeista. Non ci sono alternative a questa prospettiva. E a maggior ragione dobbiamo continuare a lavorare tutti, dobbiamo farlo come EFA e come partiti nazionali, regionali, locali, per arrivare finalmente ad avere anche un sistema elettorale che ci permetta di votare dei partiti europei, cioè che alle elezioni europee noi possiamo votare l'EFA e nelle liste che ci troviamo davanti troviamo friulani, catalani, gallesi, speriamo scozzesi, prima o poi di nuovo, che siano delle liste che ci permettono davvero di avere una visione europea anche da quel punto di vista. Stasera è uscito in diversi interventi anche il tema di come affrontare la questione fra autonomia ed indipendentismo, no? È una questione storica che ha più capelli bianchi di me, l'ha affrontata in tanti altri momenti e contesti, ed è interessante, è sempre un ragionamento interessante che chiaramente va visto da punti di vista legati ai contesti territoriali, no? Il contesto territoriale del Friuli è diverso da quello della Scozia, oggi probabilmente è ancora diverso da quello della Catalogna o della Val d'Aosta. Ci interroga, almeno a me mi interroga anche rispetto alle questioni dell'identità, no? E mi veniva in mente un grande prete intellettuale friulano, Pretoni Beline, che diceva di sentirsi friulano che ha a che fare un largain dal ultramai da sta italiano, no? Oramai partaliano, non sai, diciamo che si volte, arnese, con l'arnese dello Stato italiano. In questo momento storico, la trappola dello Stato. Siamo friulani che hanno a che fare con la trappola dello Stato italiano. E mi viene in mente, sempre rispetto a questi temi, a come le cose siano mutevoli rispetto ai contesti storici, geografici, eh, una- un elemento di riflessione che abbiamo fatto come Patto per l'Autonomia nei mesi scorsi, rispetto sempre ai modelli, ai rapporti fra autonomia e indipendentismi, che è quello dei curdi, che oggi dobbiamo ricordare ancora con più forza per quello che sta succedendo in Siria e in generale, insomma, non solo lì. E quindi manifestiamo ancora una volta la nostra vicinanza al popolo curdo, però il tema del confederalismo democratico, no? Di come in realtà l'unica prospettiva possibile sia quella del superamento finalmente degli stati-nazione e di riconoscimento di modelli che superano appunto contestualità storiche e geografiche e che invece si basano su altri riferimenti, no? Il riferimento dei curdi, del confederalismo democratico all'ecologismo, al femminismo, all'autogoverno, che sono poi i principi dell'EFA che abbiamo riscontrato nel manifesto For All, rimangono per noi sicuramente degli elementi di confronto imprescindibili. E credo che quel tipo di ragionamenti sia anche l'unico modo oggi per affrontare il disastro che si sta verificando a livello internazionale, no? Oggi non è uscito tanto questo tema, però noi viviamo un momento storico drammatico. Noi viviamo un momento storico in cui la guerra sta disintegrando decenni di multilateralismo, sta disintegrando le istituzioni internazionali e in questo senso è evidente che siamo, io credo, in una fase storica in cui
un modello economico come quello del capitalismo finanziario sta dimostrando in modo sempre più eclatante che la guerra è l'unico strumento per riuscire a perpetuare un modello che è insostenibile da diversi punti di vista. E credo che uno dei modi per uscire e per affrontare questa situazione sia proprio quello di ragionare su modelli che superano le dimensioni, le dinamiche degli stati-nazione così come li abbiamo conosciuti, del modello insomma, che ci vediamo ad affrontare e che invece ragiona su altri parametri, altre dimensioni. Mi piacerebbe poi, pensando all'indipendenza, a quello che diceva il nostro amico scozzese, che se oggi Friuli fosse indipendente potesse dire di no, ad esempio, all'utilizzo delle basi militari da Aviano, cosa che lo Stato italiano non farà, no? E che speriamo non ci veda invece essere ancora una volta una terra da cui partono aerei per andare a bombardare altri popoli e persone che probabilmente non c'entrano nulla con i motivi per cui quegli aerei partono. Poi arrivo sul nostro territorio, perché davvero le sollecitazioni sono tante e perdonatemi se toccherò dei punti così un po' per flash. Uno, ancora una volta, rispetto al tema della guerra, è quello che rappresenta questo tema per il Friuli. Il Friuli, lo dico agli amici che vengono da fuori, ha un vanto, che è quello di avere una bandiera che ha una lunghissima storia e che è una bandiera che non è mai stata utilizzata per portare una guerra, no? Ha combattuto per guerre di difesa, ma non è stata usata per portare guerre fuori dal nostro territorio. Ed è una bandiera che il nostro amico intellettuale Angelo Floramo dice essere una bandiera che non ha un'aquila nel suo stemma, ma una chimera, cioè un animale che non esiste, che è un po' come il sogno di un Friuli, che è ancora da costruire, no? Che ha una storia, ma che ci piace immaginare come qualcosa che rimane un sogno a cui stiamo lavorando ancora. E questo è uno degli elementi su cui lavoriamo anche come Patto per l'Autonomia. Oggi credo che i racconti dei partiti, dalla Scozia, alla minoranza danese in Germania, alla Val d'Aosta, che abbiamo ascoltato, ci interroghi anche rispetto al percorso che stiamo facendo come Patto per l'Autonomia. Allora, quando di nuovo dalla Scozia ci diceva che lo Scottish National Party ha 92 anni di storia, pensavo al fatto che noi abbiamo 9,2 anni di storia, più o meno, perché siamo nati nel dicembre del 2017 ufficialmente e quindi abbiamo più o meno 10 volte meno di anni rispetto agli scozzesi, quindi abbiamo un lungo percorso, spero, davanti. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, però siamo consapevoli che abbiamo ancora tantissima strada da fare. No? Ed è chiaro che ci confrontiamo anche qui con mondi diversi, con sistemi anche elettorali diversi. No? Quando l'amico della Val d'Aosta ci raccontava della loro combattuta scelta rispetto agli ultimi avvenimenti elettorali, pensavo che banalmente il nostro sistema elettorale è molto diverso dal vostro e quindi i ragionamenti necessariamente sono diversi, no? E le possibilità e gli ambiti, gli spazi di azione sono molto più ristretti rispetto a quelli che avete voi. No? Però questo non toglie il fatto che sia fondamentale, io credo, per partiti come i nostri, tenere comunque le antenne dritte e capire quali sono le opportunità che ci troviamo di fronte e riuscire a coglierle. No? Noi oggi siamo consapevoli che abbiamo uno strumento a disposizione come partito che è presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, che è quello di una specialità regionale che è fondamentale e che non è ancora utilizzata fino in fondo. E allora tanti degli obiettivi anche pragmatici che sono stati citati oggi, no? La possibilità di incidere davvero nelle cose che interessano le persone, noi oggi ce le avremo a disposizione. Anche in una fase storica in cui abbiamo delle risorse per fare investimenti importanti, anche in opere molto significative. No? Eppure non riusciamo a utilizzare uno strumento che avremo a disposizione. E qui io credo che nel nostro territorio sia fondamentale continuare a ragionare su cosa significa avere un partito territoriale, autonomista, che interpreta fino in fondo questo tema, che ha a che fare con aspetti e temi identitari sicuramente, di diversità linguistiche, storiche, di appartenenze, ma ha a che fare davvero in modo molto pragmatico con le questioni che interessano e attraversano le nostre comunità. Tutto il tema del governo del territorio, tutto il tema dell'energia che è stato toccato. Noi oggi avremo questi strumenti. Avremo degli strumenti per dire, ad esempio, che l'acqua utilizzata per produrre energia idroelettrica deve essere qualcosa gestita dalla regione, da Friuli Venezia Giulia. Eppure questo ancora non è.
no? Avremo gli strumenti per dire che tutta la partita dei beni comuni, dell'energia, dell'acqua appunto, potrebbe essere gestita attraverso la specialità regionale. Il tema dei rapporti internazionali in una terra che è stata attraversata dai confini, sempre, no? E dalle diversità, potrebbe essere qualcosa che esercitiamo in modo più forte attraverso la specialità. Eppure così non è. Ecco, e quindi io credo che davvero l'incontro di oggi abbia offerto ancora tantissimi stimoli per fare meglio e di più di quello che stiamo facendo, no? Per noi, ripeto, l'appartenenza all'EFA è qualcosa assolutamente di fondamentale perché ci permette di alzare lo sguardo, di guardare a quello che succede oltre i nostri confini e di continuare a lavorare assieme, no? Noi avremo anche nei prossimi mesi, ad aprile, una scuola di formazione che abbiamo chiamato Territorio in Movimento, che è realizzata insieme all'European Free Alliance, e contiamo di continuare a camminare di nuovo assieme e continuare a farlo per molto tempo. Quindi grazie ancora e complimenti per il lavoro che fate come Fa Giovani.